Inquinamento da PFAS, sempre più delicata la questione dopo che il governo ha dichiarato l'intenzione di non voler emanare alcuna legge per definire i limiti dell'inquinante. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha preso la palla al balzo, come già dichiarato nei nostri TG, decidendo di agire in totale autonomia. Intanto il senatore PD Giorgio Santini dimostra forte preoccupazione su uno dei più grandi inquinamenti delle acque a livello europeo, convinto fermamente che le azioni singole non servano a nulla. Pare che il governo abbia già pronti, dice, denari per le operazioni di abbattimento, ma ci sarebbero degli intoppi. Il governo dice che ci sono parecchie risorse a disposizione intanto per fare gli abbattimenti e gli interventi di bonifica della realtà attuale, che non vanno avanti perché non ci sono i progetti attuativi da parte della regione. Allora io onestamente non lo so adesso chi di due abbia ragione, ma se i soldi ci sono e è possibile fare dei progetti intanto per abbattere soprattutto concretamente l'inquinamento già attuato, questa è la prima cosa da fare prima di pensare a dei nuovi limiti. Il Ministero della Salute è dotato di tutte le autorità e di tutti i poteri sul piano scientifico, sul piano conoscitivo, e se lo fa in accordo con la Regione meglio ancora, quindi anche per delimitare la platea dell'inquinamento e quindi per avere pareri che siano il meno difformi possibili, è necessario che ci sia, più che ognuno per la sua strada, un confronto per camminare assieme. Intanto la tensione nella zona rossa attorno alla Miteni di Trissino è molto alta, soprattutto dopo che sono stati resi noti i primi controlli clinici avviati a gennaio 2017 sui 14enni. In diversi casi sono state rintracciate nel sangue tracce di PFAS tutt'altro che trascurabili, da 70 a 300 nanogrammi.